Succede che a Castelfranco, lungo le strade del paese, vengono affissi dei manifesti con i quali si preannuncia l'arrivo di funzionari per verificare le condutture del gas piuttosto che la stabilità del gas, preannunciando la vendita di un apparecchio obbligatorio. L'apparecchio in questione è un dispositivo che rileva le fughe di gas nelle abitazioni, strumento che negli ultimi giorni è stato venduto a domicilio nell'area della Castellana, soprattutto ad anziani. Succede che questi rivenditori di queste aziende si presentano in casa, chiedono che non ci sia nessuno, fanno sottoscrivere un contratto per questo servizio di obbligatorio controllo del gas. Succede che poi le persone si rendono conto di aver firmato un servizio che invece non è obbligatorio e si rivolgono a noi per capire come uscire da questa situazione. Diverse le segnalazioni giunte finora da Diconsum, ma i casi potrebbero essere molti di più. Spesso però gli anziani hanno vergogna di denunciare quanto accaduto, spiega Bellotto, che invita invece i cittadini a rivolgersi all'Associazione dei consumatori. Bisogna leggere attentamente le carte, perché nelle carte si sono premurati di scrivere che l'acquisto non è obbligatorio, mentre nella presentazione vendono come obbligatoria la necessità di controllare il gas. I soldi vengono tolti subito, o dal conto corrente o dal bancomat, pertanto è difficile opporsi a questa cosa. Dopo il reclamo cerchiamo comunque una soluzione conciliatoria, continua Bellotto, anche e soprattutto per dare supporto a queste persone. La nostra raccomandazione è sempre la stessa, soprattutto se si è a casa da soli, non aprire la porta a venditori e non firmare nulla. È obbligatorio che la propria conduttura del gas sia a posto, perché c'è una responsabilità. Non è obbligatorio comprare dei beni che tra l'altro costano tra i 4 e gli 800 euro, mentre il loro valore reale al massimo è di 70 euro.